Noi ci mettiamo la faccia, lui è come me, è un imprenditore. Quello che ci ha messo la faccia 2 volte. Primo, perché quando ti metti in gioco, crei qualcosa di tuo, crei un'impresa, ci metti veramente del tuo e non lo fai per soldi, lo fai perché ci credi in qualcosa. E la seconda, ci ha messo la faccia come candidato al Presidente della Regione Veneto col Movimento 5 Stelle. Giovani così ne abbiamo bisogno davvero tanto. Jacopo Berti. Grazie di essere qui e grazie di credere con me a questo sogno per un Veneto che vuole cambiare. Partiamo da un presupposto. Oggi siamo fortunati, oggi abbiamo persone in Parlamento che ci rappresentano in una maniera incredibile, che portano avanti delle battaglie che ci siamo sognati in questi anni. Bene, ma io penso sempre una cosa, io penso che, è vero, vogliamo cambiare il mondo, lo vogliamo cambiare tutti, ma solo chi è così pazzo da pensare di poter cambiare il mondo, alla fine lo cambia davvero. E noi questa vena di follia, se volete, ce l'abbiamo, l'ha detto giustamente prima lui, io ci provo, tutti vanno all'estero, tutti dicono che è giusto andare via, emigrare, tanto non cambia niente, questa frase, quante volte l'avete sentita? Eccolo qui, io resto per cambiare, lui resta per cambiare, noi restiamo per cambiare. Io ho un sogno dentro di me e oggi lo voglio condividere con voi perché so che è lo stesso sogno di un Veneto, è un Veneto dove i cervelli arrivano e non partono, è un Veneto dove chi lavora e chi produce è premiato e chi ruba invece è escluso, è un Veneto che è il leader per la produzione industriale, come dicevamo prima, questo ruolo che abbiamo perso nella tutela della persona, del territorio, la tutela del nostro territorio. Abbiamo tutto in Veneto, abbiamo la laguna, le montagne, il lago, tutto abbiamo, tutto, e lo stanno distruggendo, ce lo stiamo lasciando distruggere però, perché questi non sono dei conquistatori venuti da Marte che ci hanno invaso con la forza. Questi qualcuno li ha votati e adesso tocca a noi. Allora io ho questo sogno di questo Veneto, abbiamo 3 mesi per raccontare alle persone qual è il nostro sogno. Io sono fortunato, lo ammetto, sono fortunato perché ho la possibilità di poterlo raccontare a tante persone tutti i giorni, di poter magari entrare anche nelle case delle persone con la televisione, questo strumento di cui parlavamo prima, che però serve anche per parlare a chi non è come noi, come voi, che ha la voglia di informarsi, di venire qui, di ascoltare, di divulgare, di raccontare, di cambiare. Io ogni giorno parlo con queste persone hanno perso la speranza, questa è la verità, ed è questo che ci hanno portato via. Perché è pieno di astensionisti secondo voi? Perché ci hanno rubato la speranza, perché ci fanno credere che non contiamo nulla. Questa è la verità. Ma invece noi siamo la maggioranza. Noi siamo i veneti, quelli che si alzano la mattina, quelli che si tirano sulle maniche, che vanno a lavorare, che pagano le tasse, che si prendono le musate. Questi siamo noi. Non quelli che rubano e si mettono nelle ville dorate e adesso vediamo in questi giorni si stanno spartendo le poltrone. Abbiamo visto adesso la Lega Nord si spartisce, giornate piene di giornali dove dicono no, lui va con quello, va con quell'altro. Oh, ma siete pagati per amministrare la nostra regione? Cosa state facendo? Vi state spartendo i posti, questo state facendo, perché vi siete appena spartiti il denaro, destra e sinistra uguali, tutti uguali. Una regione che Zaia dice di essere il grande protettore dei veneti, lui il paladino. E cosa succede nel frattempo? Succede che condannati, Marchese del PD,
Galan di Forza Italia, destra e sinistra, tutti uguali, continuano a essere pagati dalla regione. Ma lo sapete che ci sono le leggi? Perché ci sono, che dicono che queste persone non potrebbero prendere i soldi, ma non le applicano, non le applicano. Ma vi dirò di più, ci sono anche delle leggi che gli permettono di prendere i soldi. Ma allora, siamo andati sotto casa di Galan un mese fa e siamo andati a ricordargli che noi vogliamo le sue dimissioni perché solo lui può rinunciare a quei soldi, perché le leggi che si sono fatti questi signori sono delle leggi, è vero, è legale che loro prendano questi soldi, è vero, ma secondo voi è onesto che li prendano? Bene. Oggi cosa vogliono questi signori? Oggi questi signori sono qui che dicono, che vengono a chiedere il voto ai veneti, sono qui che dicono no, ma adesso noi metteremo a posto questa regione. Cioè, avete rubato fino a ieri, avete distrutto tutto, avete messo sul lastrico una regione e adesso dite che metterete a posto tutto. Cioè, io non ho capito, per carità, io non capisco tante cose, però, cioè, spiegatemele. No, spiegatemelo, perché adesso qua, non so se conoscete, c'è un signore che lavora qua vicino, si chiama Flavio Tosi. L'avete mai sentito? Purtroppo. Ok, no, perché magari lo conoscevo solo io. Allora, questo signore ha un vice, giusto? Cosa è successo a questo vice, lo sapete? Quanto ha preso? 5 anni ha preso, 5 anni. Quindi il mio braccio destro prende 5 anni, io non sapevo niente. È come Zaia, non sapeva niente lui non sapeva, porca miseria, su insaputa, hanno rubato, che sfortuna. E adesso pare, e dico pare, che questo signore che lavora qua vicino, questo Flavio Tosi, che non sapeva nulla di queste infiltrazioni mafiose nel suo comune, andasse anche a cena con questi signori. Pare che andasse in Calabria direttamente dopo questi signori, ma e questo a domicilio, cioè a domicilio ci andava, non sapeva niente, non sapeva che era Calabria, non sapeva con chi era a cena. Allora io dico, e questo signore sapete cosa vi sta chiedendo oggi? Vi sta chiedendo più potere, vi sta chiedendo di essere lui ad andare a governare in regione, perché non gli basta aver fatto quello che ha fatto, non gli basta aver portato queste persone a Verona e in Veneto, non gli basta mai, a tutta questa gente non gli basta mai. E l'unico antidoto, sapete qual è? Torni a casa! Siamo noi. I prossimi 3 mesi lo dovremo spiegare a tutte le persone che oggi non hanno più speranza, perché sono loro che hanno bisogno di noi, che hanno bisogno del nostro messaggio, che hanno bisogno di persone oneste, che hanno bisogno di persone che non hanno precedenti penali, che non hanno nessuna lobby alle spalle, che hanno bisogno di gente che ha voglia di lavorare, di gente che ha voglia di mettere a posto questa regione, di entrare in regione e fare quella profonda pulizia. Quindi, al di là di tutto, al di là delle idee, ognuno può avere la propria idea, il proprio credo, giusto o non giusto, questo è un momento di emergenza. Rendiamocene conto, questo è un momento di profonda emergenza. E questo vale per tutti, nessuno escluso. E questo è il momento in cui una comunità come noi si stringe forte l'un l'altro e capisce che c'è un solo obiettivo verso cui correre. Questo obiettivo lo dovremo percorrere tutti assieme, perché dovremo entrare in regione e dovremo entrare non solo con dei consiglieri, ma dovremo entrare con 28 consiglieri, ovvero vorrà dire vincendo per questa regione. Perché è questo che noi vogliamo,
Che regione vogliamo noi? Quella di Zaia che sa portare queste persone? Quella della Moretti che si porta dietro il TAV, si porta dietro la Moretti, distrugge il territorio? Questo sta facendo. Si porta dietro gli inceneritori, lo sappiamo. L'estetista. Le frittelle, tutto. Le frittelle. Allora, ripeto, io so cosa voglio, ma sono sicuro che so anche cosa volete voi, perché è la stessa cosa che tutta questa comunità che è qua dentro, ma soprattutto tutte le persone che sono fuori, e vi ripeto, che in questo momento non ci ascoltano, ma non perché non ci credono, perché loro, gli altri, gli hanno spento la speranza. Esatto. È il nostro momento adesso. Quindi io vi chiedo, quanto lo vogliamo? Quanto lo vogliamo questo Veneto? Lo vogliamo sì o no? Sì. Adesso, 3 mesi ci separano da questo grande sogno. Adesso è arrivato il momento proprio di serrare le fila, di andare dritti verso l'obiettivo. Mi raccomando, lo dico a tutti. Abbiamo bisogno di tutti, io do il 150% di me stesso, io ci sto mettendo tutto me stesso in questa campagna perché, non lo nego, in un certo senso lo faccio anche in maniera un po' egoistica, perché io dico questa è la mia ultima chance come ragazzo, come persona che vuole rimanere su questo territorio, ma lo faccio per il movimento, amo tutti, voglio bene a tutti, però ragazzi, siamo anche noi come persone, ci rendiamo conto di dove stiamo rischiando di andare a finire? Facciamolo anche per noi, per la nostra famiglia, per noi per primi. Mettiamoci in gioco. Mettiamoci in gioco tutti. Perché non si può aspettare che arrivi qualcuno, che arrivi Gesù Bambino e ci porti un nuovo governo della nuova classe politica. Siamo noi la classe politica. Siamo noi che dobbiamo decidere cosa vogliamo. Perciò per quello vi dico, da oggi fino a maggio, sulle maniche tutti quanti, iniziamo a lavorare nel nostro piccolo, ogni giorno qualcosina, ma tutti noi dobbiamo fare qualcosa 90. per riportare, anzi per far diventare il Veneto la prima regione a 5 Stelle. Grazie a tutti. Bravo!